Collega Piras. Sì, intanto anch'io vorrei ringraziare Roberto Capelli e Luciano Uras per questa iniziativa che è partita innanzitutto da loro. Lo dico come una provocazione e ovviamente ringrazio anch'io i colleghi non sardi che hanno voluto dare il sostegno a questa iniziativa, ma io mi sono fatto l'idea, anche in questi 2 anni diciamo, che segnano la mia prima esperienza alla Camera dei Deputati, che nei colleghi continentali, si dice dalle nostre parti, non sia ben chiaro ciò che accade nella mia isola. Questo non lo dico per condannare nessuno, lo dico come un dato di fatto, perché probabilmente solo fino a un certo punto si percepisce qual è la profondità della crisi e l'elemento strutturale della decadenza dell'isola, che pure nel secondo dopoguerra, più velocemente di altre, in un tempo più compresso, più ristretto, aveva avuto una rinascita, aveva avuto diciamo, una profonda trasformazione del tessuto economico, produttivo e sociale. Oggi sfugge questo, perché sfugge quale sia il livello del ritardo infrastrutturale di cui vi hanno parlato i colleghi prima, perché sfugge quanto sia arrivata in profondità la crisi economica ed occupazionale. Vi do un dato: da qui al 2016 si aggiungeranno alle decine di migliaia di disoccupati ed inoccupati dell'isola, si aggiungeranno ulteriori 18.000 persone, che sono i lavoratori in mobilità, che da qui al 2016 progressivamente 4.000 hanno già perso in questo primo scorcio del 2015 il beneficio dell'indennità di mobilità in deroga. Da qui a metà del 2016 saranno 18.000 ulteriori persone che resteranno senza alcuna forma di sostegno al reddito, senza alcuna forma di prospettiva, senza alcuna prospettiva occupazionale a breve termine, probabilmente manco a medio termine, in una fascia di età particolarmente delicata, che è quella che sta fra i 45 e i 55 anni, cioè troppo giovani per andare in pensione, troppo vecchi per lavorare, secondo il mercato del lavoro italiano, figuriamoci secondo il mercato del lavoro in Sardegna, che è completamente disastrato. Allora il tema è approfondire da parte dello Stato nazionale insieme alla Regione e alle rappresentanze di questa terra e a chi è sensibile e anche della Sardegna non è originario, la profondità della crisi. Vedere che cosa è successo, vedere quali sono gli elementi e vedere anche quali sono le potenzialità, perché la Sardegna ne ha tantissime di potenzialità. Io non credo una forma di rappresentazione politica che stia solamente sulla narrazione di ciò che di brutto accade in una terra. Noi sappiamo anche che la Sardegna è una terra bellissima, che ha una vocazione non solamente turistica ma anche ambientale, che ha un patrimonio archeologico straordinario, storico, identitario, culturale. Insomma, ci sono degli elementi che potrebbero essere valorizzati in un piano di rinascita, si diceva un tempo, ma si dice ancora nello Statuto speciale d'autonomia, in un piano di rinascita di nuova generazione, che metta in campo una prospettiva di sviluppo, che coinvolga le persone, oltre alle rappresentanze istituzionali, in una nuova fase di progettazione di un futuro possibile, che non può essere uguale a quello del resto del Paese, semplicemente perché diversa è la situazione. Allora questa non è una lagnanza, non è la classica rivendicazione di arretratezza per avere, per spremere risorse pubbliche, ma è l'affermazione che un intervento pubblico serve precisamente perché è una situazione specifica, precisamente perché c'è una diversità insopprimibile rispetto alla crisi pure profonda di altre regioni, e che bisogna intervenire rapidamente, perché ormai la nostra è una terra al collasso sociale. Gli elementi di preoccupazione profonda per chi si appassiona alla politica e la fa come servizio pubblico e si vedono nell'incedere quotidiano, nella vita quotidiana, nello scomporsi, frammentarsi delle comunità che non reggono più, e in una politica che ormai guarda talmente oltre i problemi più vicini che non è capace di vedere quali sono le differenze fra territorio e territorio, fra area e area, e quali sono le reali distanze. Allora, noi pensiamo che ci possa essere un futuro per la Sardegna, l'importante è che si ricominci da qui,
da considerare la Sardegna nella sua specificità. Non lo inventiamo noi questo tipo di analisi su, diciamo, la questione meridionale, la questione sarda, ci pensò prima di noi in maniera molto più autorevole Antonio Gramsci e altri grandi pensatori e politici che non solo la mia terra ha espresso. Partendo da questa specificità c'è una possibilità, l'importante è che finalmente l'occhio del governo nazionale, dello Stato e anche delle rappresentanze di tutti i territori ricominci a pensare l'Italia nella sua complessità e non come come una sorta di unicum da trattare nella stessa maniera con le medesime norme a cascata che poi producono su situazioni diverse effetti molto diversificati. Chiediamo pari dignità e chiediamo pari opportunità.